Pronto? Pronto sta il telefono per quell'infezione su Portobello del Sì, Giacomo? buongiorno. Posso parlare con lei? Sì. Salve. Dica. Niente, sì, avrei un divano che ce l'ho da un po' di tempo in cantina, così non so... Ma quanti posti è? Quanti posti è? Tu da quanti posti hai bisogno? Ah, piccolo. Sì. Piccolo? Perché è 2 posti questo? Ah, perfetto. Quindi andrebbe anche bene? Sì. Niente, ma dov'è che abitate? In via Facciolati. Via Facciolati? Ma siete in quelle case degli studenti? No. Siamo in un appartamento abitato da studentesse. Ma non è la casa dello studente. Siete venuti a studiare qua a Padova? Sì, esatto. Dov'è che venite? E perché queste domande? No, così volevo informare. No, vabbè, niente, perché stavo pensando, siccome io non ho la possibilità di portarlo via il divano. Sì, beh, sì, senz'altro, dovremmo noi a prendere. Ecco, qui per la zona, per la importante. E lei dove sta? Io sto alla Stella, quindi non è che siamo anche molto vicinissimi. Lei conosce Padova? Sì, un po' la conosco. La Stella. Che zona della Cella? La Stella, all'inizio, subito dopo la cavalca via. Vicino a via Buonarroti? Dall'altra parte, girando a destra. Per Buonarroti si deve girare a sinistra, no? Sì. Girando a destra si arriva a via Michelangelo. Io abito in via Michelangelo. Allora potremmo venire a vederlo? Sì, ma in quanto venite? 2? Magari con la macchina o qualche mezzo di trasporto. Sì, nessun problema. Ma niente, perché adesso così ci sarebbe una piccola condizione, no? Siccome io te lo regalo, il divano. Va bene, facciamo piacere di portarlo via. No, ma in cambio... non sai bisogno di dirlo, no? No, parli esplicitamente, no? Vabbè, voi quanti ne avete? 42. 42, non mi prendete in giro. No, ma mi dica cosa vuole, chiaramente. Ma niente degli incontri, così magari salite a prendere qualcosa. Scusi, ma lei quanti anni ha? Io 28. Sono appena lavorato anche in legge e adesso sto per uno studio. Però nello studio solo in corso di laurea. Sì, d'accordo. Insomma, vabbè, mi vedete prima, poi decidete. Sì, ma io non so, ma sto scherzando. Mi sembrano proposte normali da fare queste. Insomma, ma perché magari non mi fidate? Ma ci conosciamo prima. Di cosa sto parlando? Ma non è detto che sia la prima volta. Da che mondo viene? Da che mondo viene? Come ho per fare certe proposte? Non so, chiedo scusa, non so